Amiche e amici, eccoci, buongiorno, siamo di nuovo in diretta, ore 13, il nostro appuntamento quotidiano dell'ora di pranzo, un appuntamento che oggi dedichiamo a un argomento scottante che è quello dello smog. Diciamo in questo momento non c'è esattamente un pericolo smog, poi capiremo anche meglio com'è la situazione in un capoluogo di provincia, bensì insomma tutte le nuove restrizioni che sono state promulgate dai vari comuni per combattere ovviamente lo smog, perché adesso insomma, non c'è poco da scherzare perché ne va della salute dei cittadini. Vogliamo capire un po' meglio com'è la situazione, quali sono esattamente le motivazioni delle nuove prescrizioni e anche i risvolti negativi, perché insomma, ovviamente possono essercene nei confronti di un sacco di categorie. Allora, noi ne abbiamo una presente in particolare che è la Confartigianato Imprese di Marca e Danilo Vendrame che è presidente dell'Autotrasportatori, buongiorno. Buongiorno. Poi abbiamo Alessandro Manera che è assessore all'ambiente del Comune di Treviso. Buongiorno. E Gianluigi Buosi che è presidente degli autoriparatori di Confartigianato Imprese Marca Trevigiana. Buongiorno. Allora 0422 162 6798 è sempre il nostro numero di telefono e magari insomma, daremo anche qualche delucidazione su quelli che sono appunto i nuovi divieti di transito, come funzionano, quando, quali sono i segnali, eccetera eccetera. Allora, io direi, approfitto subito dell'assessore Manera, che non me ne vogliono i nostri telespettatori, però ci conosciamo e prima di iniziare la trasmissione ho detto sarà un po' difficile darci del lei e quindi ci daremo del tuo, Alessandro. Allora, prendiamo ad esempio. Facciamo capire innanzitutto perché sono entrate in vigore queste nuove norme. Allora, queste nuove norme sono entrate in vigore in recepimento di un accordo fatto dalla Regione Veneto, in accordo di un recepimento in realtà dell'Europa, e questo nuovo accordo è chiamato accordo di bacino padano, cioè 4 regioni, quindi Piemonte, Lombardia, Veneto e Emilia-Romagna, hanno fatto questo tipo di accordo per rientrare rispetto a delle sanzioni imposte dall'Europa in termini di smog. Sappiamo che la pianura padana, per sua conformazione, per sua storia, per suo sviluppo industriale, ha questo tipo di problema. Tende, assieme a altre 2 macro aree collocate in Europa, ad avere questo tipo di problematica, specialmente in questo caso legato al PM10. Quindi allora, attenzione, tutto nasce dalla necessità di tutelare la salute di noi cittadini. Certo, questo era il punto fondamentale. Contemporaneamente di fare tutta una serie di operazioni per rientrare rispetto a dei parametri che l'Europa impone. Vogliamo essere europei, vogliamo seguire delle norme sempre più restrittive e sempre più consolidate nei confronti dell'ambiente, di cui tutti siamo felici, però la parte negativa è che dobbiamo recepire queste norme facendo tutta una serie di azioni che poi tendono a tenere i nostri limiti al di sotto di un certo valore. Benissimo, allora ovviamente per abbassare lo smog bisogna evitare che qualcosa lo generi. Allora, quali sono i maggiori fattori di generazione dello smog nella pianura padana? Allora, sono fondamentalmente 3. Sono le aree industriali, gli autoveicoli e il riscaldamento urbano. È chiaro che la prima azione fatta è stata quella rispetto agli autoveicoli, perché sono di più facile controllo rispetto alle abitazioni. Esiste diciamo uno schedario, se si così può dire, delle caldaie presenti in questo bacino, non è ancora completo, è in fase di completamento e mano a mano che questo diciamo, archivio sarà completato ci potranno essere delle azioni più sostanziali anche in quei termini. Ok, quindi diciamo che la prima, che è quella anche più usuale azione su cui si può intervenire in maniera diretta, è quella relativa alla limitazione del traffico di veicoli molto inquinanti. E andiamo sul dettaglio della trasmissione, però prima sentiamo chi c'è al telefono. Pronto? Sì, pronto, buongiorno. Buongiorno. Volevo dire che basterebbe chiudere una volta alla settimana, però tutta Europa naturalmente, deve essere tutti gli stati, una volta alla settimana completamente i veicoli e si toglierebbe l'inquinamento. Perché mi ricordo che nel 72, nel 73 è stata fatta quella cosa lì.
Allora, ricordiamolo che nel 73 le motivazioni erano leggermente diverse era per una crisi Sì, lo so che erano nettamente diverse, però c'è stato non hanno più contribuito a correre per tutto l'inverno e avevamo l'aria pulita, insomma. Assolutamente. Signori, le faccio una domanda banale: se lei ha la comunione del figlio la domenica e le dicono boh, la domenica stai a casa e non usi la macchina, cosa fa? No, di domenica no, perché di domenica bisogna andare al mare in montagna di qua e di là, di sabato. La blocchiamo il sabato. Si potrebbe chiudere di sabato. Di sabato. Bene, allora sentiamo cosa ne pensano i nostri ospiti. Giorno secco di chiusura del traffico. Assolutamente no. Perché? Assolutamente no, perché ci sono esigenze che bisogna che vadano tutelate in tutto quanto le forniture. Cioè, se noi chiudiamo il traffico sappiamo che quel giorno alla settimana il supermercato non riceve la verdura fresca, non riceve il pane, non riceve il latte, il distributore non riceve la benzina, che però se si ferma il traffico non gli serve. Tutta una serie di servizi, gli spazzini non possono andare. Il traffico urbano non si può andare, quindi non ti muovi da casa, cioè è un po' difficile gestire con questo sistema. Delle restrizioni siamo d'accordo che ci debbano essere, ma che debbano essere fatte un po' intelligentemente, cioè il voler vietare un giorno alla settimana drasticamente o voler vietare delle categorie di auto come abbiamo fatto, che sono circa delle auto diesel, circa il 50% del circolante, diventa pesante per la popolazione gestirlo. Figuriamoci se parliamo del mio settore, i mezzi di trasporto. Teniamo presente che, come diceva prima l'assessore, il traffico incide solo per il 15% dell'inquinamento, non di più. Quindi anche se leviamo un 20% da questo 15%, abbiamo sempre il 98% di inquinamento che avevamo prima. Quindi non è che abbiamo trovato la soluzione, abbiamo fatto un qualcosa di grande, forse per ottenere abbastanza poco. Dico il mio settore perché il trasporto merci è fatto di tante sfaccettature. Adesso ci fermano l'Euro 3. Euro 3 sono mezzi che hanno 10, 12, 15 anni, non di più. E se dopo arriviamo all'Euro 4 sono mezzi... Scusi un attimo solo. Allora, giusto per adesso stiamo parlando ovviamente di quelli che sono i mezzi di lavoro relativi all'artigianato, no? Abbiamo una suddivisione tra i vari euro, per capirci, sì, in percentuale quantomeno. Allora, se guardiamo solo la provincia di Treviso, fino all'Euro 3 abbiamo 743 mezzi, 743.000 mezzi. Su un totale di? Su un totale di, nella zona euro, cioè nord-ovest e nord-est anche, diciamo, perché questi vanno aggiunti al nord-ovest, sono altri 1.300.000 mezzi. Quindi su 1.300.000 mezzi a Treviso stiamo parlando? Ne abbiamo 743.878. Ok, quindi circa la metà siamo questa è la provincia, che dopo è suddivisa chiaramente in scooter, motocicli, autocaravan. Scusi, tutti i veicoli, tutti non i solo veicoli. I veicoli. Esatto. Okay. Perché qualsiasi veicolo, qualsiasi combustione, qualsiasi motore endotermico ha delle criticità e dell'inquinamento, ma se andiamo a guardare, oltre che ho fatto dei gas di scarico, che è la parte che tutti parlano, inquina eccetera, ma c'è il PM10 generato da pneumatici, pastiglie di freni, c'è tutto quello che è il riscaldamento globale, perché teniamo conto che quello che mettiamo dentro nei nostri automezzi, il 70% si trasforma semplicemente in calore, quindi abbiamo dei caloriferi che girano per le strade, quindi cambiano il clima, cambiano le situazioni climatiche e questo fa parte sempre di un inquinamento, se lo vogliamo vedere come inquinamento. Quindi adesso voi nel trovare, diciamo, nell'attuare delle norme avete avuto delle indicazioni, cioè l'Europa nel momento in cui dice ok, così non va, te lo dico io che così non va, perché i tuoi cittadini insomma stanno rischiando della loro salute, a questo punto tu devi fare qualcosa, cioè ha dato delle linee guida, dei suggerimenti o ha detto boh, fai quello che vuoi ma fai qualcosa? Allora, mettiamolo così, intanto concordo con i dati che ha dato il collega Gianluigi Bosi. E
perché questi dati sono legati alla provincia, ma sono lo specchio in realtà del Comune di Treviso. Cioè, se noi, è interessante che la provincia rappresenta esattamente poi lo specchio quello del Comune di Treviso. La provincia sono circa 850.000 abitanti, il Comune sono 82.000, ma le proporzioni sono più o meno così. Vengono rispettate, ok. Ecco, quindi lo specchio della provincia e lo specchio del Comune. Esatto. C'è da dire che la signora che è intervenuta negli anni 70, qui stiamo parlando che c'è quasi un mezzo a persona. Credo negli anni 70 ci fosse una macchina per famiglia o poco più, ok? Quindi diciamo bisogna inquadrarle. È chiaro che c'era un'altra situazione economica. Ecco. L'Europa ha detto a queste regioni del bacino padano, ha detto datemi uno scenario di intervento Concreto. realistico, concreto, perché chiaramente non si poteva dire ok bloccate tutto e bloccate l'economia dell'area padana, non avrebbe avuto senso, come giustamente il collega diceva, non è che possono bloccare i servizi, si possono bloccare le consegne, si possono bloccare le persone che vogliono andare, peraltro giustamente, a fare le proprie attività. Ha chiesto degli interventi. Queste 4 regioni, peraltro, sottolineo, anche di un colore politico diverso, quindi è stata una mediazione anche con filosofie diverse e situazioni molto diverse, perché la Lombardia a Milano, quindi un'area industriale di un certo tipo, l'Emilia Romagna ha aree industriali più dislocate in province più simili alle nostre, però hanno trovato questo accordo per i comuni sopra i 30.000 abitanti, dove peraltro Treviso insiste. Faccio notare che una provincia come Treviso ha 3-4 comuni all'interno di questa fascia, quindi farebbe anche pensare che su 850.000 abitanti in realtà solo 3-4 comuni fanno questo tipo di azioni, però hanno dato delle linee guida. Su questo accordo hanno recepito queste linee guida. Queste linee guida sono quelle che noi abbiamo preso come ordinanza e abbiamo poi trasformato in un'ordinanza nostra del comune, che peraltro, se si va a vedere, è diversa da capoluogo di provincia a capoluogo di provincia. Perché? Primo perché ci sono delle sensibilità diverse, secondo perché ci sono delle strutture comunali diverse. Noi abbiamo delle posizioni, l'aeroporto, l'ospedale, la stazione di treni posizionati in maniera diversa rispetto a Padova, rispetto a Venezia, rispetto a Rovigo, rispetto a Belluno, e quindi abbiamo detto che c'erano delle linee guida che non potevano essere toccate, gli orari, il periodo. Infatti, vorrei capire anche questo aspetto, cioè quali sono le linee guida che l'Europa impone, sulle quali non c'è margine di variazione? Allora erano il periodo su cui far insistere questa ordinanza, che era peraltro scalato, anticipato rispetto all'anno prima di un mese. In realtà il periodo è sempre quello in termini di giorni, ma è scalato di un mese. Dal 1° di ottobre al 31 di marzo. L'anno scorso, per un assurdo, è partito troppo tardi ed è finito troppo tardi. Hanno scalato. Peraltro col clima che abbiamo non c'è un riscaldamento acceso, quindi siamo trovati in una situazione paradossale in cui in realtà siamo partiti troppo presto. Hanno lasciato una finestra per il periodo natalizio, hanno dato gli orari dalle 8.30 alle 18.30 saltando la pausa pranzo, che l'anno scorso c'era, perché c'era un'interruzione dalle 12.30 e alle 14.30, e tutta una serie di variazioni nelle classi, che poi magari spiegheremo in maniera più dettagliata, in cui gli euro 0, 1, 2, 3 scalano al 4 in determinate situazioni che poi magari analizzeremo. Va bene, quindi queste sono le imposizioni dove non si può assolutamente avere discrezionalità. Pronto? Sì, pronto? Buongiorno, chi parla? Pronto? Buongiorno, sono Nicola Magnacca. Buongiorno, eccoci, dica, l'ascoltiamo. Volevo intervenire sul discorso del blocco del traffico, sì, delle auto 3, 4, eccetera, eccetera. Ma ci rendiamo conto che gli autobus, quindi mezzi pubblici, sono vecchi di 20 anni se va bene, e che buttano fuori talmente tanto PM3 e noi per le macchine ce lo dimentichiamo? Questo nessuno se l'è mai fatta sta domanda. Ok, allora grazie, ma guardi, intanto la ringrazio, continua a seguirci perché avrà anche subito la risposta. La domanda se la fanno sempre tutti e se ne parlava anche prima, no, di questo aspetto, come insomma i mezzi pubblici abbiano... No, siamo impreparati a questa cosa perché si rideva prima su quella barzelletta che girava su Facebook, ma troveremo molto paradossalmente qualche automobilista multato dai vigili che sono andati là con una macchina
Euro 2, perché i comuni hanno quelle là, una macchina Euro 2 che verrà multato, verrà caricata su un carro attrezzi Euro 1 e l'automobilista magari tornerà a casa sconsolato su un autobus Euro 0. Cioè c'è un paradosso, quindi non abbiamo adeguato tutti i mezzi di servizio, quelli che occorrono alla cittadinanza, autobus, ambulanze, mezzi dei comuni. Se non sono loro i primi ad adeguarsi, perché vogliamo far adeguare subito, immediatamente, anche l'artigiano che lavora, non solo il trasportatore? Figuriamoci che l'80% sono furgoni sotto i 35 quintali di chi va al lavoro dentro il comune, dentro dove ci sono il muratore che il mattino deve entrare in comune di Treviso e a quel camion, quel camietto che è Euro 2 non potrà più farlo. Allora, l'Europa abbiamo capito che cosa ha dato come prescrizione, no? Adesso vediamo quando si innescano questi divieti, perché poi non è che è una cosa che è costante, però sta di fatto che se si deve cambiare il parco macchine dell'amministrazione pubblica, probabilmente 2 euro andranno investiti per farlo, e sappiamo benissimo anche quali sono i problemi di gestione e di acquisto di questi mezzi. Per cui io non penso che né l'assessore Manera né chiunque sia che si trova a fare questa cosa può decidere ogni mattina, si fa fare un prestito in banca, va e cambia tutti i mezzi del comune, dagli autobus alle Panda o quello che è. Insomma, le problematiche ovviamente sono abbastanza complesse. Piccola pausa e poi riprendiamo. Ritorniamo a parlare di smog e di misure per il suo ridimensionamento, e ci eravamo lasciati su uno dei classici paradossi all'italiano, no? Dove l'amministrazione pubblica, che è quel soggetto preposto a stabilire anche eventuali divieti, poi in qualche modo rappresenta un cattivo esempio, perché ha a disposizione dei veicoli che non sono conformi a quelle che sono le prescrizioni che attua. Sì, ok, sta di fatto che se dovessimo cambiare tutti i veicoli, ripeto, bisognerebbe comunque che l'amministrazione investisse un sacco di soldi, e i sacco di soldi sapete da dove arrivano, quindi comunque sarebbe un problema nostro. Allora, teniamo un attimo da parte, dicendo che comunque è un paradosso che ciò accada, teniamo un attimo da parte la componente amministrazione pubblica. Allora, vediamo come entrano in vigore questi limiti, sì. Facciamo un check, dalla regia forse... Non so se sono riusciti a trovarmi quell'immagine di cui parlavo prima, se sì datemi un segnale, se no io continuo. Allora, ci racconti... Scusa? Non c'è, benissimo. Ci racconti velocemente questi limiti, come funzionano? Sì, allora, noi abbiamo, ripeto, a differenza dell'anno scorso, abbiamo recepito questo tipo di ordinanza. Allora abbiamo una situazione verde che è quella attuale. Quindi adesso siamo sereni. Siamo sereni, ma moderatamente sereni. Benzina, io qui ho il cartello, se magari vogliamo inquadrarlo, adesso lo trovo, vediamo se me lo sono portato. Non importa. Ok, lo troviamo. Allora, abbiamo situazione verde in cui non possono circolare i benzina 0 e 1, diesel 0, 1, 2 e 3 e veicoli commerciali fino al 3. Chiaramente io quando parlo di veicoli commerciali... cioè col verde non possono... Già dal 1° ottobre. Questa è la situazione. Abbiamo poi una fase che potrebbe diventare arancione quando avvengono 4 sforamenti consecutivi, in 4 giornate consecutive identificate come i primi 4 giorni feriali, quindi lunedì, martedì, mercoledì e giovedì. Dal 5° giorno, se abbiamo avuto lo sforamento di più di 50 microgrammi metro cubo segnalati alla centralina, eccolo qui, alla centralina di Via Lancelli Novara, a quel punto passiamo al livello arancio. E a quel punto vengono presi dentro anche gli Euro 4 diesel per i veicoli, diciamo non i veicoli commerciali, tutti i veicoli eccezione quelli commerciali. Abbiamo poi una situazione ancora peggiorativa quando arriviamo al livello rosso, cioè 10 giorni consecutivi di sforamento dei valori, in cui anche i veicoli commerciali Euro 4 entrano nel blocco, dalle 8:30 alle 12:30. Questa è la situazione. Allora, lo scenario peggiore negli anni scorsi... Ecco. Questo è interessante. Allora, a parte che questi scenari, noi abbiamo un certo numero di sforamenti ogni anno, l'anno scorso abbiamo avuti 83.
Il problema è che possono essere distribuiti in molte settimane o concentrati in un periodo breve. Questo dipende da tutta una serie di fattori che dipendono pochissimo da noi, perché dipendono se piove, se c'è vento, tutta una serie di fattori indipendenti da noi, bassa pressione, alta pressione. Quante volte saremmo entrati allora saremmo entrati nel livello ipotesi? arancio 10 volte l'anno scorso e 2 anni fa una volta a livello rosso. Ok, pronto? Buongiorno. Buongiorno. Io sono Michela e chiamo da Annone Veneto nella Venezia orientale. Volevo chiedere, mi sente? Sì, la sentiamo, prego. Mi sente? Sì, la sentiamo, prego. Allora, buongiorno. Io volevo fare una domanda. Siccome ho sentito parlare finora di tecnicismi, di cose che, volenti o nolenti, a voi andranno bene, ma a noi comuni cittadini non interessano poi tanto sull'inquinamento. Volevo porre una domanda in poche parole, seria e concisa. Avete sentore, avete contezza di dove comincia il vero inquinamento? Il vero inquinamento, a mio modesto parere, di cittadina onesta e che ama il proprio territorio, questo comincia dalla densità di popolazione che è enorme. Abbiamo 400 persone in Veneto per chilometro quadrato e sono troppe. Se poi vediamo ad esempio in Friuli sono circa 1 milione, in Slovenia sono 2 milioni, sentivo l'altro giorno Estonia, Lettonia e Lituania, sono 2-3 milioni a Stato. Vi rendete conto che siamo in troppi? Signora, cosa facciamo? Una deportazione di massa? Cosa facciamo? Cosa suggerisce? Assolutamente, però bisogna a me piace anche che diamo delle soluzioni. Se lei mi viene a dire ci siamo in troppi, cosa facciamo? O li ammazziamo o li deportiamo, cosa facciamo? Mi dia la soluzione. Assolutamente, perché dovremmo ammazzarli? No, ma lei mi sta parlando che stiamo parlando di tecnicismi. Io dico bene, mi dia una soluzione concreta. Meno tecnica e più concretezza. Perfetto, la concretezza, grazie. sa qual è, ad esempio? Prego? Tutte le caldaie obsolete che ci sono in giro, bisognerebbe avere dei tecnici che controllano, non le macchine che magari non corrono e vengono lasciate in garage. Grazie. Cominciare dalle caldaie, sentiamo cosa ne pensano i nostri ospiti. Grazie, buongiorno. Allora, a parte che, ripeto, signori, tecnicismi secondo me qua ne abbiamo detti molto pochi oggi e penso che più chiari così sia abbastanza difficile. Se siamo in troppi, i casi sono due: o portiamo via la gente o la ammazziamo, non vedo alternative. No, perché per parlare di cose concrete, parliamo di cose concrete. Quindi, sulle caldaie poi ci arriviamo, stiamo parlando di veicoli. Allora, abbiamo cercato di fare chiarezza, sempre a proposito di tecnicismi, sulle limitazioni. Rispetto ai vari colori, con la sua conoscenza che ha del parco dei veicoli in provincia di Treviso, intanto passare già al verde, quanti veicoli si fermano? Adesso dare una circa. Però dovresti minimo iniziare a fermare tutti i diesel che sono tra i più inquinanti sicuramente come mezzi eccetera, però se noi andiamo a guardare gli Euro 3, cioè il parco commerciale diesel eccetera sono oltre il 10%, le autovetture sono il 43% fino a Euro 3 del parco circolante e non sono poche perché se noi andiamo a guardare solo il comune di Treviso, la provincia di Treviso ad esempio fino a Euro 3 ha 130.000 autoveicoli, non sono pochi. Quindi bloccare 130.000 autoveicoli vuol dire minimo 130.000 persone che stanno ferme, il che su 743.000 che sono in provincia di Treviso. E sarebbe l'attuazione di quello che esiste in questo momento. Un 43% ancora di Euro 3 in giro circolante. Dopo, in questo circolante bisognerebbe anche valutare una cosa: ci sono tanti mezzi che sono fermi, oppure l'azienda agricola che ha il furgone che fa 5.000 km all'anno, che gli serve solo per andare a portare la frutta al mercato, c'è lo scooter che è fermo a casa e che magari viene usato una volta alla settimana, quindi la quantità che gira non è definibile, lo possono solo sapere gli attori, diciamo, che rilevano sulla strada effettivamente che mezzi passano. Una delle cose che io ho notato, io abito ad esempio a Spresiano e lì abbiamo la Pontebana che taglia il paese a metà eccetera.
Negli ultimi anni c'è stato un forte incremento dei mezzi pesanti sulle strade, sono sparite le cave, però sono arrivati tutti i mezzi che arrivano dall'est, perché evitano l'autostrada, perché ha dei grossi costi. Quindi quei mezzi là, quando arrivano a Spresiano eccetera, proseguono verso Treviso, sono costretti a passare a lato di Treviso, tra Villorba e Treviso, ma alla fin fine il camion che passa in Viale della Repubblica inquina l'area di Treviso, di Villorba, di Spresiano, di tutta la provincia, perché l'area si muove, non è che stia fermo. E quel mezzo là, se avesse la possibilità, tra virgolette, tecnica, una delle cose peggiorative per l'inquinamento sono le strade non scorrevoli, cioè quando io ho un mezzo che pesa 200 quintali eccetera eccetera, si ferma e riparte, certo. In quel momento là lui consuma 3 volte quello che avrebbe consumato a fare 5 km in andatura a 60-70 all'ora. Dopo in la sicurezza. Vi chiedo come fanno negli altri paesi, perché non penso che possiamo aversi problemi solo noi in Italia. Il telefono, scusate. Pronto? Sì, pronto, sono il signor Segreto Graziano. Buongiorno Graziano, prego. Buongiorno, io chiamo da Padova. Bene. E volevo fare un appello mio. Vada. Non so se è possibile o no. Provi. Comunque, voi parlate di inquinamento, però vi rendete conto i bus che non sono Graziano, ne ancora abbiamo parlato zero. prima, mi scusi se interrompo, l'abbiamo già superata, ne abbiamo parlato, un altro telespettatore ci ha fatto la stessa considerazione. Ecco, però, oltretutto, a Treviso avete un aeroporto, cosa consumano quegli aerei quando partono? Sono inquinanti o no? Non vanno a energia solare, per cui evidentemente sì. Tutto fa brodo? Assolutamente. Ok, quindi secondo lei dovremmo chiudere l'aeroporto? No, chiudere l'aeroporto, però giustamente come si mettono in regola le macchine, come si mettono in regola i camion, come si mettono in regola i motorini. Devono farlo anche gli aerei. Ci sono anche, sì, aerei, bus, tutto quanto. Ok, allora intanto grazie per gli aerei. C'è un sistema di ridurre dei motori a reazione, quindi là non è il mio campo complicato. tecnico sicuramente, però c'è un aereo quando è in partenza sicuramente sono 10 camion che inquinano, non è sicuro. Butto là un dato così sporadico, però se andiamo a analizzare che quando caricano un aereo vanno con 2 cisterne, una cisterna, un camion non lo caricano con una cisterna. Quelli che vanno negli USA 4 camion ci stanno dentro. Ecco, perfetto, lui ha il dato più corretto. Però quindi mi piace sempre parlare di realtà. Giusto Quindi per capire. La soluzione è o riescono a farli inquinare di meno o togliamo gli aeroporti. No, diciamo con che tutte magari le conseguenze che ovviamente no, non bisogna togliere gli aeroporti, cioè qualsiasi mezzo di trasporto va rispettato, a mio avviso, da cittadino, perché tutti i cittadini hanno diritto di muoversi a 360 gradi. Il problema è che magari politicamente parlando, a livello di Stato, eccetera, bisognerà cominciare, sono 10 anni che abbiamo sempre il problema dell'inquinamento e lo avremo sempre più, perché la quantità di macchine e di mezzi che soggetti a mobilità, diciamo, sono sempre maggiori. La parte più importante sarebbe pensare a lungo termine e cominciare a fare degli investimenti nel dire, bene, una cazzata, una volta c'erano i tram elettrici, i bus elettrici, diciamo, i filobus, chiamiamoli come vogliamo, li abbiamo tolti, era la cosa più bella che c'era, non inquinano, a parte il pneumatico, allora, assieme di cose. breve spazio pubblicitario, vediamo la politica del Comune di Treviso sulla mobilità urbana. Eccoci, allora un nuovo momento di questa trasmissione di oggi, ovviamente gli animi si accendono perché sono temi importanti perché ci riguardano tutti noi. Allora, diciamo che è ovvio che ogni categoria difende diciamo, la propria realtà, è anche vero che tutti noi ci sentiamo toccati da un problema quando abbiamo una limitazione. Se respiriamo schifezze, ci ammaliamo e non c'è quella conseguenza diretta immediata, no? Nell'accorgersi che stiamo male a causa dello smog, perché se ti arriva un mattone su un piede dici cavolo mi è arrivato il mattone sul piede e quello è il motivo del mio dolore. Avere delle malattie di cui non si riesce ancora a capire da dove arrivano, però è molto probabile che arrivino dallo smog, compreso l'Alzheimer, facciamo più fatica a renderci conto che dobbiamo fare delle rinunce. Perché tutte le soluzioni che stiamo proponendo, attenzione, allora il blocco del traffico è un problema per tutte le categorie, però se dobbiamo cambiare la caldaia comunque dobbiamo spendere i soldi, se dobbiamo togliere l'aeroporto perché non ci va bene, perché ci inquina, avremo dei problemi economici nel territorio, ma importanti, cioè ogni rinuncia, ogni azione comporta delle rinunce e quando non toccano a noi siamo più contenti, come è ovvio che sia. Pronto? 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 Buongiorno, chi parla? Sì,
Senta, parla la signora Milani di Castelfranco. Buongiorno signora. Buongiorno, io volevo dire che oltre che i caldai che vengono a controllare i fumi dei caldai e i cammini che fumano e buttano su di tutto, e dopo la circolazione di Castelfranco qua mattina che viene da Cittadella non riesce a passare anche a 10 minuti, tutta una macchina che viene dall'est, ma tutto un camion, e là non c'è smog che si mangia, cioè che si inala. Assolutamente sì. Che si mangia, scusi, che noi respiriamo. E signora, cosa farebbe lei? No, io farei anche i cammini, come che va controllato le caldaie per legge, anche i cammini delle case, signori, perché qua ho visto tante parti, quando cominciano a far fuoco, a volte parte dei nuvoli e odori neanche proprio di fumo, di qualcos'altro. Assolutamente. Allora, grazie, poi arriveremo anche alle caldaie. E dopo a circolazione che ci sono tutti quei camion che continuamente passano anche, aspetti anche 10 minuti, io passo da Castelfranco per andare a Signora, solo una cosa, sa cos'è la pedemontana? Beh, pedemontana sì. No, la strada, quella che in teoria dovrebbero arrivare a finire prima o poi, ha presente? Sì, ho capito. Ecco. Ci auguriamo, per esempio, anche se c'è qualcuno che non vorrebbe che venisse terminata, che quella sia una delle soluzioni al traffico e quindi allo smog che c'è nelle nostre zone, nelle nostre città. Grazie per aver chiamato, grazie, buongiorno. Perché poi anche qui, quando uno si mette di traverso un'opera del genere, ditemi anche voi se siete... La pedemontana è il terzo anello. A suo tempo avevamo solo la tangenziale di Marghera ed eravamo bloccati tutti i giorni. C'era un inquinamento enorme perché i camion lancia e frena, perché dovevamo fare quella cosa. Il secondo anello da tirare fuori il traffico dalla tangenziale è stato il passante, e lì c'è il secondo anello che congiunge, che può andare, per chi vuole andare a Vicenza o giù di là, può andare a Milano, può andare di là. Adesso abbiamo il terzo anello, che è la pedemontana, che consente di fare il giro sopra, diciamo per Pordenone, Portogruaro, Pordenone, fa il giro per la 28, poi si prende la pedemontana e si arriva fino a Vicenza. Questo terzo anello dovrebbe snellire ancora il traffico dappertutto. Anche questa è una cosa che è stata discussa tante volte, non entriamo nei problemi adesso, però anche questa porterà dei cambiamenti enormi anche nei comuni dove saranno attraversati, perché a quello che mi risulta nella pedemontana in 60 km c'è un solo autogrill dove ci si può fermare, area di sosta, quindi qualsiasi camionista che si trova a sforare nelle ore si deve fermare, deve uscire. I paesi sono pronti ad accogliere questo flusso di traffico di automezzi pesanti che transitano sulla pedemontana? Per adesso non mi sembra. Senza parlare che verrà recepita, io abito a Spresiano, ad esempio a Spresiano è l'inizio della pedemontana e quel comune subirà circa 26.000 veicoli al giorno in più e provengono quasi tutti dalla zona di Udine, cioè il nord-est, diciamo, passerà per Ponte della Priula, Spresiano, eccetera, a meno che non vadano a Montebelluna. In ogni caso passeranno dei centri urbani consistenti, perché anche Conegliano, ad esempio, verrà attraversata. Cosa interessante sarebbe se magari utilizzassero altre viabilità, tipo la 27 magari defescalizzata, agevolata. Sì, però ricordiamo che la pedemontana finisce a 2 km dal casello Etruso Nord. Sì, perfetto, ma il problema è come arrivarci, perché ad esempio l'autotrasportatore che parte da Conegliano o zona Vittorio Veneto o fa la 27 e arriva al casello, fa 2 km e rientra in pedemontana e va benissimo, ma se mi fa parte da Vittorio, mi fa tutto il Menarè e scende per la Pontebana, chiaramente mi attraversa 4-5 comuni di grossa intensità, sì, e quindi quell'inquinamento... Però la coperta è un po' tirata, lo so, là bisognerebbe, cioè, come ripeto, una delle cose che serve per l'inquinamento è rendere scorrevole e fluido il movimento. Anche un semplice cartello indicatorio a volte crea problemi, diciamo, perché se uno sbaglia strada... Certo, ma e quindi però lei non vede il beneficio di tutto il traffico 28 grazie alla pedemontana? Certissimo. Però il problema è
bretelle che le collegano che diventano un problema dopo, bisogna capire, cioè bisognerà studiare assieme chiaramente alle persone, agli addetti del territorio e alla politica in generale, perché chiaramente la viabilità è una cosa che va, secondo me, studiata sempre a livello nazionale, non si può studiare solo a livello territoriale. Sono d'accordissimo con lei. Pronto? Sì, pronto, buongiorno. Buongiorno, chi parla? Paola di Padova. Buongiorno Paola, prego. Padova. Allora, certo che tutto questo traffico che viene dall'est, che purtroppo ormai questa globalizzazione sarà un po' difficile a diminuire, anche se è assurdo che magari l'acqua deve arrivare da 1000 chilometri, però questo è un discorso che lascia il tempo che trova purtroppo. Volevo portare l'attenzione, per esempio, perché i mezzi, per esempio io da sempre vado a GPL, che non è che non è inquinante, però è meno inquinante sicuramente del diesel, perché non si adottano anche i mezzi o i camion a GPL a metano, e già una parte di smog si potrebbe eliminare. Punto primo. Punto secondo, è chiaro, le strade sullo scorrimento. Punto terzo, non tanto per quello che riguarda lo smog nell'inquinamento totale, che lo smog è una parte dell'inquinamento totale, perché non dite mai, se è vero che ci interessa la salute, che il 30% dell'inquinamento è dato dagli allevamenti degli animali? Se noi da domani la smettessimo di mangiare animali, mangiassimo solo proteine di soia, legumi e proteine, cioè vegetali con la soia e i legumi, dico il 30% dell'inquinamento si diminuirebbe, che non è così da poco, perché siamo qui a strapparci i capelli per l'1, 2, 3 e il 30%, che è un dato veramente enorme, diminuirebbe. Ecco perché non lo nominate mai. Allora, innanzitutto grazie, non sono certo mi sembra un po' tanto eccessivo il 30%. Gli ultimi, per la mia conoscenza, conosco diverse aziende agricole, ad esempio, che adesso si stanno, negli ultimi 10 anni, adeguando a sistemi aspirati con il recupero dei biogas, biometano, eccetera, e producono energia elettrica o o calore o quello che è, e magari hanno anche un sistema di produzione di formaggi, eccetera, tutto integrato, quindi a chilometro zero, senza il trasporto del latte per le strade. Quindi, diciamo che l'aziendina piccola agricola con 2 bovini e cosa non può più esistere, però le grosse aziende si stanno attrezzando e sono qualche volta più ecologiche, anche a livello di trattori e una serie di cose, a livello motoristico sono già Euro 7 rispetto... Prima ho fatto una domanda, perché a me piace confrontarmi con l'estero, e so Alessandro che insomma, tu per tutta una serie di motivi lo frequenti anche parecchio. Tutte queste problematiche, queste cose insormontabili che stiamo vivendo noi, esistono anche negli altri paesi o hanno, vuoi per conformità, vuoi per atteggiamento, hanno delle soluzioni diverse? Allora, partiamo da un presupposto. Come ho detto, ci sono 3 aree che hanno queste caratteristiche. Una siamo noi, una la Renania, una parte della Renania e una parte della Polonia, sull'area Katowice. Queste sono le 3 parti che hanno le nostre caratteristiche. Poco ventilate, forte insediamento industriale, tutta una serie di caratteristiche di questo tipo. Bassa pressione, perché poi la natura ci ha posto qui e quindi ci pone degli ostacoli qui. Come agiscono? Agiscono in 2 modi diversi. Allora, dalla parte della Renania hanno fatto grandi investimenti sulla mobilità, sulla viabilità. I tedeschi, sappiamo, hanno una programmazione sempre a lungo termine, hanno molto elettrico, hanno un costo elettrico anche inferiore, per tutta una serie di motivi su cui io peraltro, qui viene fuori il chimico, su cui faccio difficoltà a entrare, perché c'è da dire anche che nel mix produttivo dell'energia in Germania ci sono le centrali atomiche, quindi il costo energetico dell'elettrico ha un valore diverso, quindi attenzione perché entriamo sempre... Perché insomma lì hanno accettato l'atomico e qua no. Esatto, quindi una parte della loro produzione energetica parte da là, primo. Secondo, la Polonia. La Polonia viene fuori da un periodo molto buio che è stato il comunismo, ha fatto una grande opera di ricostruzione e quindi è partita da zero. Esistevano pochi insediamenti storici, perché noi dobbiamo confrontarci con il territorio che abbiamo, cioè noi abbiamo città murate, città storiche, dobbiamo anche capire dove siamo e dove vogliamo stare. Peraltro io sono fiero di essere un trevigiano, di vivere in provincia di Treviso, di essere un veneto e un italiano, quindi non posso sempre identificare quello che fanno in Cina, perché in Cina radono al suolo
un borgo, dicono va bene, cioè, una città, e quindi è una programmazione diversa, noi non possiamo permetterci questo. La signora faceva riferimento a Castelfranco ha una sua diciamo, conformazione, una sua storia, e quindi non è facile agire. Però io torno anche alle piccole cose o grandi cose che stiamo facendo col Comune, ci siamo insediati da poco. Allora, una brevissima pausa e poi vediamo anche quali sono le politiche di questa nuova giunta. Compreso che queste limitazioni al traffico, che sono diciamo, solo uno dei possibili interventi, perché poi giustamente tanti nostri telespettatori, insieme anche agli ospiti che ho qui oggi, hanno parlato che c'è il problema del caldaie, del riscaldamento, dei mezzi pubblici, dei gas animali, eccetera, eccetera. Allora, compreso che sono situazioni attuative imposte dalla Comunità Europea, dove poi i comuni hanno un margine discrezionale. L'assessore all'ambiente di Treviso è in carica da 4 mesi e sembrano 4 anni. Che cosa avete in testa voi a Treviso? Perché ovviamente appunto avete una discrezione e tra l'altro gli ospiti, Vendrame e Buosi, dicevano anche sì, è importante che i comuni si parlino, perché se ognuno fa a modo suo sicuramente non si arriva a una soluzione comune. Allora, ci sono due fasi. Allora, una fase si parlava di grande mobilità scorrevole, cioè io ho grandi opere strutturali come sul passante di Mestre, come è stato il collegamento A27 e A28 per andare a Pordenone, come sarà la Pedemontana, che cambieranno la conformazione del nostro territorio dal punto di vista di scorrimento. Ci sono varie scuole di pensiero, perché io penso sempre che uno che abita a Montebelluna a quel punto non andrà più a prendere Treviso Nord, Treviso Sud, probabilmente prenderà la Pedemontana, quindi è da capire se veramente il traffico si riverserà sul comune di Treviso. Da che punto in poi mi converrà prendere una viabilità alta rispetto a una viabilità bassa? Queste cose, se sentiamo 5 urbanisti, ci dicono 5 cose diverse. Lo vedremo. Sicuramente è un'opera importante e bisogna veramente ringraziare la Regione Veneto di essersi spesa su questo tipo di attività, perché altrimenti saremmo rimasti agli anni attuali. Ecco, bravissimo. Allora, cosa stiamo facendo noi come comune? Noi stiamo cercando di agire sulla mobilità delle biciclette, perché come dicevate voi giustamente i comuni non si parlano. La prima cosa, quando ci siamo insediati, abbiamo detto bene, vediamo dove strutturare piste ciclabili che colleghino i comuni limitrofi. E quindi sono la direttrice che va a Casier, la direttrice che va a Castagnole Paese, un domani la direttrice che va a Villorba, perché altrimenti se noi in un paese diverso dalla Germania, perché noi per 8 mesi l'anno in bicicletta ci potremo andare, perché noi abbiamo studiato la movimentazione dei mezzi con il PAES, in realtà si fanno percorsi molto brevi in macchina, ma se non ci sono le piste ciclabili idonee, in sicurezza, perché non si può pensare di andare sulla feltrina con una bicicletta al giorno d'oggi, cioè vuol dire decidere di suicidarsi. Allora, se noi non abbiamo questo tipo di attività, e abbiamo messo in cantiere, stralcio dopo stralcio, tutta una serie di piste ciclabili che porteranno a questo e ridurranno quell'uso dell'auto, diciamo, occasionale, perché non c'è altro mezzo. Ok, allora è questo, così mi sembra di capire che comunque non riguarda il Confartigianato, perché di vedere il pittore in bianchino, chiunque sia, con la bicicletta la vedo un po' dura, anche se appartiene a una famosa pubblicità del passato. Però, a parte gli scherzi, sì, è una prima azione non da poco, perché vuol dire svuotare, ormai nelle macchine vedi sempre e solo una persona, e quindi sicuramente ridurrebbe, io penso almeno della metà, il traffico nei periodi buoni. Telefonata e poi vediamo l'altra fase. Pronto? Pronto? Buongiorno, dottor Paladini. Eccoci qua, buongiorno. Allora, è da poco che ho acceso la televisione e vedo che ero fuori, non ero a casa. Non va mica bene. Che parlate dello smog, di tutte queste belle cose. Allora io mi lasci parlare, perché lei lo sa, mi conosce un attimino, e quando mi incazzo dopo... Sì, però siamo in chiusura, per cui le prego solo di essere veloce. Io la lascio parlare. Sì, veloce. Allora, nel 45 e 46... rose piene e trasmissione a catena e camion che andavano a legna, rinnovi dei combustibili, si faceva il gas da allora.
Perché parlo dell'ora per tagliare corto? Perché tutta questa bella gente che vuole parlare dello smog di qua e di là, invece di incazzarsi con tutte queste cose qua, non si cazzano con quelli che fanno i motori? De Tommaso nel 90 aveva fatto già la macchina che andava a idrogeno e dopo i tedeschi ce l'hanno fregata. E invece di parlarci delle piste di questo, incazziamoci con i soldi che abbiamo dato per comprare la Fiat e andare in Jugoslavia, andare in Polonia. Per fortuna ha visto poca trasmissione. Tutti i cavoli che vogliono. Vabbè, insomma, la vedo bella in forma. La vedo bella in forma. Tagliate le gambe! Beh. Buona giornata! Grazie. Dai che abbiamo contribuito a far sfogare il signore, vabbè, è un'altra partita quella del sviluppo dei motori, non starei qui, sì. Anche se... Si può pensare, ad esempio ci sono tecnologie oggi che consentirebbero addirittura il retrofit di motori endotermici in elettrico. Noi come associazione stiamo tentando di creare un kit addirittura per trasformare vecchie vetture in endotermico e in elettrico. Allora, il mondo dell'elettrico è un mondo che è semplice e anche più diciamo così da gestire e molto meno inquinante, perché il motore tu dai uno e rende 95 minimo per cento, quindi perdi un 5% di calore e là già abbiamo un grossissimo risparmio. Inquinamento di polveri si abbatterebbe oltre l'80-90% perché rimangono solo i pneumatici, perché i freni addirittura servono per ricaricare la macchina, quindi passare al mondo elettrico sicuramente non si può fare dalla sera alla mattina, perché abbiamo problemi primo di servizio colonnine, di ricarica. Ne state parlando sulle colonnine? Sì, allora noi abbiamo appena stato vinto un bando per 48 colonnine all'interno dell'area comunale. Sono poche, era un primo bando, sicuramente molti attori si faranno avanti, adesso stiamo vedendo dove metterle, soprattutto perché è un punto fondamentale, perché poi sono le soste. Attenzione, no, perché dopo tutti si incazzeranno, ma come in centro storico la colonnina è brutto da vedere. Bisogna pensare a produrre l'energia elettrica, perché non è corrente liquida, bisogna produrla in qualche sistema. Non arriva con il pacchi di Natale, no? Non arriva ancora, non si riesce a trovare a secchi. Quindi la parte comunale, insomma, l'amministrazione pubblica si stanno muovendo. Sappiate che le colonnine, per averne tante, poi le vedete, cioè non è una cosa che quella che va scomparsa. Si può ricaricare la vettura anche a casa, rendendo la parte integrante del sistema a casa, perché di notte io potrei avere la mia casa con domotica, tecnologie eccetera, che quindi mi fanno risparmiare anche corrente eccetera, far funzionare il mio frigorifero con la macchina elettrica che è ferma e che non è una bella cosa. Perché non fanno i veicoli industriali elettrici? Ci sono. Io ne ho visti pochi. Non ce ne sono in commercio che possano essere acquistati a un prezzo abbordabile. Sono ancora in fase di sperimentazione, come sono in fase di sperimentazione i veicoli grossi a metano che cominciano adesso a esserci in giro. Prima c'erano i diesel. Teniamo presente che un diesel Euro 6 inquina meno del benzina, quindi non è che sia da buttare via. Adesso abbiamo messo al bando il diesel perché i diesel sono quelli inquinanti. No, sono inquinanti fino a una certa classe, dopo già l'Euro 3 ha fatto un balzo enorme perché è arrivata l'elettronica e quindi inquinano molto meno. I mezzi grossi ci vorrà del tempo per svilupparli e per adesso i prezzi che ci sono, non ci sono neanche furgoni, addirittura non ci sono furgoni bifuel col cassonetto per riuscire a far andare l'artigiano a lavorare eccetera. Cominceranno l'anno prossimo, cioè per quello dico è stato tutto affrettato, è stato messo... La Lombardia ha cominciato 5 anni fa a far installare i retrofit, i filtri antiparticolato che potevano essere acquistati anche qui da noi con 2, 3, 4 mila euro. Mettevi più o meno a norma un automezzo pesante e quindi riuscivi a circolare comunque. Questa scelta il Veneto non l'ha fatta, ha fatto la scelta drastica. Da domani non circoli più. Ecco, questo diventa quindi, difficile. Insomma, voi avete il problema per appunto quanto drastica è stata questa scelta. Chiudiamo con l'assessore Manera. Che deroghe ci sono? Allora, le deroghe sono molte, sono state studiate, ripeto, e queste sì sono state in capo alla nostra volontà, studiate per diciamo, aiutare la popolazione anche a non subire
questa ordinanza in maniera troppo restrittiva, perché poi teniamo sempre conto che non vogliamo limitare neppure quello che sono cioè le normali attività, la normale libertà, perché insomma l'auto la paghiamo, ne paghiamo un'assicurazione, un bollo, quindi come anche i commercianti poi ci pagano l'imposta che hanno raggiunto su tutto, quindi secondo me era giusto anche riequilibrare, secondo noi. Dove possiamo trovare le deroghe? Beh, le deroghe sono sul sito, sono disponibili sul sito. Abbiamo fatto, siccome questa ordinanza, come avete visto, è diversa rispetto a quella precedente perché ha dei passaggi di categoria, verde, arancio, rosso, abbiamo attivato, primi peraltro e unici, un servizio SMS che basta iscriversi in modo tale che preventivamente, si sappia, in automatico, il servizio SMS ci informi a che punto siamo, se stiamo passando da una categoria all'altra o stiamo scendendo, perché ci sarà anche una fase in cui scenderemo. Dall'altra parte c'è una serie di deroghe per venire incontro alla cittadinanza e a chi utilizza il mezzo per lavoro. C'è da dire che abbiamo escluso, e questa è anche una scelta nostra, gli over 65, perché ritenevamo che insomma, fosse una fascia di popolazione che ha più difficoltà, magari adesso non ne vogliono i 66 anni, che magari, ma era giusto tutelarli da quel punto di vista. Secondo me gliene vogliono i 64 anni. Beh, insomma, mi sembra assolutamente una cosa sensata. Signori, siamo in chiusura, comunque tutti i dettagli sulle deroghe sul sito del Comune. Sì. E una deroga importante è che il trasportatore munito di DDT può raggiungere e uscire il cliente a cui deve fornire la merce con questo documento. Anche qui siamo stati gli unici a inserirla. E anche perché, visto che ci sono i colleghi, è giusto dirlo, se un lavoratore autonomo ha delle esigenze particolari in cui deve raggiungere un luogo di lavoro perché non può fare con mezzi pubblici, perché non può portarsi la betoniera dentro in autobus, scomoda, ha un'autocertificazione per cui può raggiungere il luogo di lavoro. Benissimo, signori, grazie, buon lavoro a tutti e tre e un caro saluto a tutti i nostri telespettatori, in particolare a chi ci ha chiamato. Grazie ancora. Grazie.